Hanno corso un grosso rischio i 5 occupanti dell'auto alimentata a GPL che poco prima delle 6 del mattino si sono schiantati sulla barriera laterale della superstrada pedemontana veneta all'altezza di Montebelluna. L'impatto è stato così violento che il serbatoio della vettura si è staccato, finendo a diversi metri dalla scocca, avvolta in pochi istanti dalle fiamme. I 5 giovani stranieri all'interno, miracolosamente illesi nell'impatto, sono usciti da soli dall'abitacolo mettendosi in salvo. Di lì a pochi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 equipaggi, uno da Montebelluna, l'altro da Treviso, insieme all'autobotte. 2 i fronti su cui hanno subito operato: da una parte lo spegnimento del veicolo, dall'altra il contenimento del serbatoio GPL che poteva costituire a sua volta un pericolo. Sul posto anche la polizia stradale per la gestione della viabilità e gli operatori del SUEM 118. Lungo la superstrada è stato necessario ridurre le corsie aperte al traffico e bonificare l'area, operazione che ha richiesto diverse ore.